amico mio, ma che notizie meravigliose che ci dai. Questo è incredibile, incredibile. Vittorio e Gaz, stasera per voi ci sarà una sorpresa. Rubè, è inutile che fai finta di fare quello che non hai soldi, c'hai 5 milioni di euro in banca, fai il signorino, gli aperitivi, lo sappiamo tutti, poi vai lì a berti le birre artigianali. Scognamiglio, vieni in trasmissione, Scognamiglio, vieni in trasmissione. Ladies and gentlemen, I am officially running for President of the United States. Questo governo non lavora col favore delle tenebre. Whatever it takes. Berlusconi credo che sia già un miracolo che sia vivo. I nostri valori da mantenere. I nostri tre principi principali sono La libertà, la figa e i piedini. Questa è un'idiozia. Fra 3 mesi si sgombera. Basta. E allora, signori, buonasera. Adesso in onda su Radio Libertà. I Barbari Eleganti. Buonasera, buonasera, bentornati su Radio Libertà insieme ai Barbari Eleganti. Qui con voi c'è sempre Gaz, insieme al buon Marco Rubeo. Buonasera, buonasera. A Luca Scognamino che ci deve raggiungere. Ci ha raggiungiato a qualche minuto. Vittoria le donne, e oggi abbiamo un ospite speciale. Sonia Vadeschi, benvenuta. Ma grazie Barbari Eleganti, stavo pensando di svignarmela, soprattutto Dopo dopo la la sigla, poi ho detto aspetta un momento, va, vediamo cosa succede. Dovresti, assolutamente. È andata male stasera. 3, purtroppo 2, per te. 1. Allora, che si dice? Che si dice sta settimana? Vito, che notizie ci porti te? Tante, da cosa vuoi iniziare? Dal master che si è appassionato da al quella più moderata, per favore, BDSM con perché i film di Boldi e De Sica, dall'Espresso. ovviamente la qualcosa nostra di- trasmissione di solito è anche un po' più di livello, però questa Alzate sera l'asticella alziamo sempre voi. l'asticella, esatto, ma Ma- io direi quella più seria, normale. Io magari. parlerei del PD di Milano. Ecco, il Del PD di Milano. Cosa fa il PD di Milano? Non lo so, vogliamo prendere un post di un consigliere comunale del PD di Milano? Il consigliere comunale, Ce l'hai? chi è che era? Chi è che era? Era il buon... Vedi, qua è quando non ti prepari prima. Non le- ti prepari prima. Allora, ce l'ho io, Monica ce l'ho io. Romano. Monica Romano scrive Monica questa J. abitudine. Romano. Monica J. Romano scrive questa abitudine di filmare persone sorprese a rubare sui mezzi ATM di Milano e di diffondere i video su pagine Instagram con centinaia di migliaia di followers è violenza ed è molto preoccupante, punto. Qua ovviamente si riferisce al servizio che fanno i ragazzi di Milano di Bella da Dio, che ogni mattina e comunque ogni giorno riprendono i rom che scippano le vecchiette, derubano i turisti, se la prendono con quei ragazzi che magari cercano di filmarle e di fermarle. E questa genia del PD si lamenta incolpando non tanto i rom che ti scippano la borsetta o il portafoglio, quanto chi li filma e chi cerca invece di avere un minimo di giustizia, un minimo di normalità in questa città governata da Sala e dal PD, che anno dopo anno sta sprofondando nel degrado e nell'insicurezza. Ma sai che io adesso vabbè non sono proprio vostra coetanea, c'ho giusto 2 o 3 annetti in più, ma io ne ho girati parecchi di campi rom, no? Anche con lo ricito ancora, il nostro buon Alessandro Morelli, noi andavamo in giro per i campi rom della serie "Uè ragazzi, che si mangia di buono Non avevate oggi?" proprio niente da fare. Una mazza, no, cioè un cazzo praticamente. E quindi giravamo i campi rom perché eravamo intasati. E adesso sono passati 15 anni, ma ne abbiamo più di prima. Si moltiplicano. Ai semafori, Ma le metro, le stazioni dei bus, delle linee, la 90, la famosa linea 90. 90-91. La 90 e la 91 dove avvengono aggressioni, scippi, c'è veramente di tutto e di più. Questo è un po' il simbolo di una Milano che è governata male da troppi anni. Soprattutto, anche- Gaz, permettimi, è delirante l'idea di che c'è dietro questo post, cioè non c'è il rispetto dell'individuo, della persona che ha dei suoi beni e che gli vengono portati via da dei malintenzionati, ma c'è il difendere un malintenzionato che sta commettendo un atto criminale, cioè questo è veramente scandaloso.
nel senso del post, puro socialismo, permetti di dire. Ovviamente sai che per me è sempre una missione attaccare quella corrente politica, quindi Uè, ma come parla bene, ma che lavoro fa questo qua? sapessi. Non fare il timido. Vabbè, parlo io che di lavoro non faccio niente. No, veramente è assurdo perché vedi una situazione. Cioè, io davvero non so neanche cosa commentare perché queste persone non hanno proprio il senso della realtà. Perché al posto di focalizzarsi sul fatto che ci siano questi scippi, sul disagio, sui problemi di sicurezza, si focalizzano sul fatto che qualcuno, appunto per poter aiutare altri cittadini che potrebbero essere scippati, filmano e dicono: vabbè, non è giusto che però li filmi e condividi questi video in rete. Cioè, ma il problema è il filmare questi scippi o sono gli scippi? Non lo so. Quindi, ma le vostre soluzioni barbariche quali sarebbero? Fatemi capire. Che si No, possono beh. dire, Appunto, è una domanda provocatoria, no? Beh, tu hai qualche soluzione, Ti ho Vito? messo in crisi, è barbaro. Ma perché hai detto che si può dire, quindi non... Ecco, diciamo, le soluzioni barbariche non sono propriamente adatte a quello che i nostri legali ci hanno suggerito. Ah, ok. Allora io la posso Nel riassumere. rispetto dei diritti umani ci rifiutiamo di rispondere. Ok, no comment La allora. posso riassumere con uno slogan che la Lega Giovani e all'epoca l'MGP portava avanti: più rum, meno rom. Questo è sicuramente un Beh, soprattutto uno slogan Ruspa. che, e soprattutto Ruspa. soprattutto Ruspa, due E slogan soprattutto che abbiamo Luca già Scognamiglio. scritto nel nostro programma. Buongiorno Luca. Buonasera, Buonasera. comunque siamo già dopo le 5. Cioè, Qua c'è- stringiamoci qua un c'è po', troppa facciamoci luce, un qua po' c'è qua. troppa luce. Buonasera a qua. tutti, buonasera. Abbiamo un ospite, mi spiace. Guarda, anche a me, infatti ho detto, meno male che arriva questo così scappo e niente, adesso ci stringiamo, quindi devo rimanere ancora un attimo, ma giuro che vado via. No, ma se vuoi stare, cioè, più che altro è un problema poi per te, quindi... Devi Beh, sapere... ho già sondato un po' qua le teste. No, ma devi sapere che Luca Scognamiglio ormai è praticamente mesi e mesi che non si fa vedere qua. Allora, prima va in Turchia si collega. e poi succede il terremoto, poi va in Tunisia, non è successo ancora nulla, e Va poi in tangenziale. fai collegamenti chiuso nel bagno, non si capisce come mai, perché Va al Altrove, ti cinema. fa le Il chiamate, bagno era Vittorio ti che fa l'ha le fatto, chiamate in diretta senza avvisarti. E poi uno lo scambia anche per un ascoltatore, no? Un normale ascoltatore. E non lo Invece- passa, e non lo passi, il e radio non lo mette passi giù, in radio, chiudi. esatto. E quindi Luca, cosa ci fai qua stasera? Cioè, non potevi farci qualche altra sorpresa? Passavo di qui, ma l'ho fatta la sorpresa, però arriverà sul momento. Arriverà. Ho ascoltato la sigla. Manca un pezzo fondamentale in questa No, sigla. No, l'hanno tolto perché c'ero io. Ho detto, se no questa se ne va proprio ancora prima di Quindi partire. non Che, tiro fuori che la- pezzo manca? Dimmelo, così Manca vado. un pezzo in cui Vittorio propone di legalizzare, cioè comunque il tema è comunque far crescere l'economia, no? Quindi E anche la Vittorio natalità. e anche la natalità. Quindi Vittorio proponeva una cosa che in realtà non è molto, diciamo, Sì. molto comune, Molto etica. e molto etica. Quindi l'utero in affitto per creare un bel business attorno alla compravendita di natanti e, Ma al quale- con e quale per era il creare fine? poi un esercito di giusto Vittorio? Esattamente, sì, di bambini soldato. Esatto. Ma tipo dei cloni, sembra molto Star Wars. Molto Star Wars, esatto. Sì, sì. Sei un ammiratore di Palpatine per caso? Beh, un maestro, l'imperatore ovviamente è un maestro Sei politico. terrificante, Vittorio, sei terrificante. Ovviamente ci Maestro dissociamo. politico, cioè c'è chi come maestri Ovviamente politici. ringraziamo il direttore che ogni mercoledì sera ci lascia questo spazio e non ci ha ancora Ringraziamo censurato. la redazione di Radio Perché ci Libertà vuole per non veramente averci un grande ancora coraggio fammelo dire, a lasciarci questa trasmissione. No, perché questa è la frase di rito che io dico sempre. Dilla. Ringraziamo la redazione di Radio Libertà per non averci ancora cancellato il programma. E Giulio Cainarca, io non c'entro niente, sono un outsider e mi hanno circondato, sono dovuta rimanere, ma fai conto che non ci sono. E invece però ti vediamo, non si sa come mai, però
Ma Eh, Giulio Cesare, ma la pubblicità quando è che... Fra 2 minuti c'è la prima canzone. Dai, vai avanti ancora a Fra 2 parlare. minuti c'è allora. la prima canzone. Però Vito ha trovato in questa settimana anche un bell'articolo sull'Espresso, giusto per Vabbè, in 2 minuti. In 2 salutare- minuti, dai, Iniziamo- dai. iniziamo parliamo già- di altre, parliamo di Iniziamo cazzate. già a tirarlo in ballo questo articolo, visto che è arrivato anche il buon Scogna, che è un fantastico ammiratore dell'Espresso. E cosa dice questo articolo, Vitto? No, Gazzi, io mi rifiuto di leggertelo, cioè relegare la nostra punta di diamante, La nostra rubrica la principale. nostra rubrica principale, bravo, grazie. Agli ultimi 2 minuti prima della prima canzone, veramente io mi rifiuto. Piuttosto, Marco, direi di parlare del nostro topic principale delle ultime settimane. Ovvero i piedini. Esattamente. Ah, va bene, va bene. Giusto per alzare il livello di questa trasmissione. Preferivo il traffico di bambini. Beh, le due cose potrebbero essere collegate. Stoppiamoci. Va bene. Dove sei capitato? Dove Questa sei roba dei capitato? piedini, adesso sono curioso, si può dire? È regia? è una passione, è una passione. Io mi di dissocio, Vittorio che mi mi- Diciamo dissocio quelle alla che per te grande. che sei una giornalista, usiamo un termine tecnico, parafilia, oppure feticismo, possiamo usare dei termini tecnici o medici, scientifici per comunque come dire, la passione per l'estremità, soprattutto almeno nel mio caso per il genere femminile, non so È il poi momento per della canzone, È il direi. momento della canzone. È il momento Questi giusto. 2 minuti sono passati, no? Urge Va una bene. canzone qua. Ringraziamo Sonia Bedeschi Grazie Sonia Grazie, per essersi barbari. compromessa. Prometto che non torno più a trovarvi. lo immaginavamo.
Sai che so. E con You Shook Me All Night Long, grande classico degli AC/DC, possiamo tornare. Mamma mia, come mi fanno venire i capelli Perché? bianchi questi qua, non ce n'è nessuno. Il buon guarda. Scognamiglio è stato via un po' di tempo, ma è tornato e vuole fare qualcosa di grande. Vuole tornare alla grande. Dici Scogna. Esatto. Esci mi la serve- patata mi bollente. serve prima uno strumento. Serve un metro, per Esatto, caso? mi serve un metro. Un metro, va bene. Questo è un metro. Oddio, un metro. Vabbè. No, è un metro per davvero. Aprilo. Ecco. Stanno aprendo un metro. Vuoi che ti spiego come funziona? Fallo vedere in camera, perché qua non lo vede No, nessuno. penso che un si metro veda. che praticamente misura. Beh. Vedete? Niente, pensavo fosse più divertente la cosa. Allora, noi un mese fa Ovviamente abbiamo fa parlato- cagare come ogni cosa che un proponi mese tu, fa Scogna. abbiamo parlato dell'approvazione dell'Unione Europea all'utilizzo di farine derivate da insetti, grilli e bestie del genere come a fini alimentari. Benissimo, oggi ci sarà l'assaggio ufficiale del primo hamburger italiano fatto con farina di grillo. Assicuriamoci che Vittorio sia almeno a 30 Almeno 30 centimetri centimetri. dall'hamburger. Eccolo qua, facciamolo vedere. Non ci sono i grilli dentro, è la Non farina mi che... sembrano 30 centimetri comunque. No, sono 30 centimetri Ci sono, belli abbondanti. ci sono anche le patatine molto buone, devo dire. Quindi io lascerei l'assaggio a Vittorio. Sto cazzo. No, Vittorio, devi farlo. Allora, Quando mi parlammo, rifiuto. quella volta in cui parlavamo appunto Così, così. delle farina di grillo, tutte queste robe qua che l'Unione Europea vuole imporci, io dissi, in tempi questa non puntata sospetti, resterà nella storia, ragazzi. io dissi che avrei denunciato la persona che sarebbe messa a mangiare. Eccolo qua! No, no. Perdonatemi. Eccolo qua! Allora, Un panino normalissimo. È un panino normalissimo. Mamma, mi ha anche sporcato tutta la giacca. sì, ma non ti asciugare su di me adesso. Sei pronto, Scogna? Allora, Aspetta. no. cari ascoltatori, aspetta. dovete sapere che Luca Scognamilo si prenderà la denuncia e Questo è il motivo per cui Marco questa trasmissione Rubeo chiuderà. e Marco Rubio concorre nel reato. Il reato di cosa? Un reato che ho deciso io. Cioè, che... Cosa fa? Do io il primo Ma- morso? vai. Mamma mia. che- Permettetemi però, Gazzo, un vero schifo. Ma Concordi che con me schifo. questa volta? Assolutamente Allora, sì. grilli dentro. Assolutamente Allora, sì. problema, non ci sono Grazie, grilli. grazie. Assolutamente Vai, sì. Vai però che Fagioli. il tempo sta per scadere dell'Instagram No, Stories. Vai. no. Ragazzi, Un giudizio? sento il grillo. Beppe? Questo è terrificante, scusate. Assaggia, Scogna. Sembra tipo la pubblicità della Fonsis, però con i grilli ancora più schifosa. Mamma mia. Andava fatto. Una vacchia. Mamma mia. Veramente uno schifo. Ma adesso lo fate anche voi, eh. Vito, io e Tanto te non dopo si sente- andiamo al non si sente il grillo. McDonald's Sembra e ci un panino prendiamo normale. un bel hamburger, ma proprio con Vai, la vai, carne. vai, No, vai, ma Gazza. non ci penso Vai, neanche. Gazza. Non ci penso nemmeno. Non ci penso Vai, neanche Vito. morto. Lontano da me. Ma non, Ma non c'hai i grilli dentro. ma c'è il grillo che Ma è solo saltella la lì farina. dentro. Ma È assolutamente no, ma 3% per di carità farina. di Dio, madonna. Anzi, ma neanche 1,6%. Ma che Dai, io mi schifo, immagino tanto ma qua che- ci sono le patate dolci. ma levate americane. sta roba qua. È buono. Posso dire che è buono. Approvato. Intanto Siete imbarazzati. Ragazzi. Ma non ci penso. Ma non ci Fanno penso veramente neanche- cagare, cioè è diverso. Mangia. devi provarlo, Vittorio, mi spiace. Ragazzi, se volete provare tutto nella vostra vita, dovete provare anche questo. Me l'ha confermato anche il medico, giusto Gaz? Giusto, Non fa bene alla giustissimo. salute. Giustissimo. Vabbè. Inutile che mi importuni così, perché mi sento anche violato nella mia intimità. E Il pane è strano, vedete, è verde, ma Sono- non per il grillo. lo ammetto che sono abbastanza scioccato da questa scena. Già siamo partiti un po' borderline, in più anche ci ritroviamo due animali che mangiano i grilli praticamente. Non so, diteci anche voi cosa ne pensate di questa farina di grillo che a quanto pare, secondo questi due alieni, è molto buona. Guardate che roba. Ma No, guardate non ho che detto roba. che la farina di grilli è molto buona, però Ma guardate mischiata che in questo roba. modo qui devo dire che ha il suo perché. Ha il suo perché. Certo, io preferirò sempre la carne vera, la carne normale. Ma la no? carne è carne, no, a parte no, è carne di bestia. Ho un leggero pensiero di convertirmi al veganesimo, Gaz, non so tu. Anche tu. Ma è pure ecosostenibile Anche tu. questa cosa. Anche tu, ma è veramente... Dopo aver assistito a questo, veramente, cioè...
Credo che tu sia d'accordo con me, è veramente uno schifo. Assolutamente Buono? sì. Buono e buono. Ragazzi, se volete assaggiare, anche dalla regia, se volete assaggiare, è qui. Due patatine. Il pacchetto completo. È facile la vita Questa così, qui comunque si può dire, Gazzo, è un tentativo di violare la nostra libertà. Cioè loro vogliono imporci di mangiare questa Assolutamente, ma merda. poi la violenza con la quale hanno portato il panino fatto di Esatto, farina volontà di di grillo e imporre. l'hanno portato proprio qua sul tavolo, tra l'altro sporcando tutto e imponendoci di mangiare questo proprio mettendoti il panino sotto al naso. No, No, non si fa, non si fa. così è proprio come quei nazi vegani che ci ritroviamo, che magari imbrattano Nazi grillini in questo caso. il monumento. La stessa cosa sono questi due animali che si stanno mangiando Ma come la se lo farina di gusta? grillo, tutti quei prodotti che l'Unione Europea ci vuole imporre. La prossima volta probabilmente ci porteranno gli scarafaggi da mangiare, Vitto, e a quel punto noi giusto. saremo A quel punto costretti ad sboccheremo in allontanare. diretta. Andate pure saremo- avanti con gli argomenti. saremo intanto noi costretti, mangiamo. ma guarda, Tanto questa è palesemente l'ultima puntata. è una scena raccapricciante perché ci sono due che mangiano il panino con la farina di grillo e c'è la regia che, non si sente. povera regia, anziché fare la regia è costretta a portarci anche i tovaglioli, perché questi qua stanno sporcando ovunque, una roba imbarazzante, veramente una roba imbarazzante. Io mi sento di scusarmi proprio a nome della trasmissione per A questo nome- momento esatto. imbarazzante, veramente. Esatto. Devi scusare perché io mi sarei aspettato almeno un assaggio. È vero. È vergognoso. Guarda Vito, commentiamo almeno piuttosto un la assaggio. notizia dell'Espresso a sto punto. perché Permetti ora di veramente- rispondere a Luca che questa qui è assolutamente un atto violento. Vaffanculo. Atto violento volermi imporre, soprattutto una persona come me che ha una fobia per tutto quello che riguarda il mondo degli insetti. Vabbè, ma veramente cazzo, ma è farina, ma è come la... di grillo. farina di grillo. Non è farina, Tu hai è più una grillo. fobia verso Grillo che contro la Esatto. farina di Grillo. Entrambi. Mamma mia, ma che puzza che sta uscendo Soprattutto fuori. da non lo sta- vorrei mai come Madonna. amico, non vorrei mai andare in macchina con Beppe Grillo. No, beh, dicono che... Vabbè, lasciamo Quindi- perdere. Dai, passiamo alle cose meno serie perché la cosa seria ormai è Allora, giocata. innanzitutto ci tenevamo a esprimere solidarietà ai napoletani che in questi momenti stanno vedendo la propria città a ferro e fuoco da dei teppisti, non dei tifosi dell'Eintracht. Beh, questo E- lo dici tu, Gaz. E il PD ha avuto anche il coraggio in queste ore ad attaccare il ministro Piantedosi, lo stesso ministro che aveva chiesto di non far arrivare a Napoli questi teppisti dell'Eintracht Francoforte, insomma, per la partita di Champions di stasera. Ecco, la faccia di farina di grillo che hanno, come al solito, questi grandi scappati di casa del PD, dai vari Schlein, ma anche dei Verdi, eccetera, che anche su queste evidenze si mettono ad attaccare un ministro che semplicemente ha fatto una richiesta di buonsenso, non è stato ascoltato e che adesso i risultati di questi casini li stiamo vedendo appunto. Gaz, però permettimi noi. veramente, io adesso dopo questo dopo questa Ancora scena traumatizzato. veramente Qualcuno lo ferma. veramente che mi ha traumatizzato, cioè dal Mandiamo la profondo dell'anima. pubblicità Mandiamo perché la è pubblicità veramente perché imbarazzante, Che canzone imbarazzante. mandiamo, Vito? Dobbiamo riprenderci da per questo fortuna schifo. che ci sono i Radiohead con The Amazing Sound of Orgy. Mamma mia. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
Rieccoci qua, non ci Gazzo, siamo ancora ripresi da quello che è appena successo. Ti prego, però, permetti Da di quello dire che è una successo poco cosa. fa, dimmi Vito. Dimmi. Stasera potevamo avere i piedini, abbiamo avuto l'hamburger di Grillo. Non so voi come si è potuti cadere così in basso. Vuoi vedere i piedini? I tuoi di certo no. Beh, io vorrei dire una cosa. I piedini non li abbiamo avuti, ma abbiamo avuto la libertà. E vabbè, continuiamo. E buonasera, E bentornati su Barbari Eleganti, su Radio Libertà. L'Espresso, quindi? L'Espresso dice: cos'è il fascismo oggi in Italia e perché bisogna stare allerta sul presente? Guardate, io non Presente lo... era urlato. Presente. Io non ho parole su questa testata giornalistica, proprio testata si meriterebbe, basta. Posso dirlo comunque che un esempio di fascismo l'abbiamo avuto in trasmissione oggi con questi due che volevano imporci di fare qualcosa contro la nostra questa volontà. volta ti appoggio, Vito. Vabbè, Scogna, tocca a te dell'Espresso. No, tocca a Vittorio. È Vittorio che ha mandato l'argomento. Esatto. Tocca a Vittorio Me ne parlare batto dell'Espresso e me le batto del fascismo. Vai Vitto, facci sognare. Me ne frego. Scusate. No. Prego. Allora, la lasciatemi parola. dire solamente una cosa. Ovviamente quello che perché l'Espresso e altre testate giornalistiche, altre correnti politiche cercano è, per favore, e ovviamente c'è l'uomo nero, questa volta anche in senso oltre che letterale. Non lo sto capendo, Vito. Dai, Vito, fai un discorso serio, su. Sì, mi avete totalmente scioccato con... Vabbè, allora, salutiamo Vittorio Le Donne per essere stato qui con noi stasera. Ora Vittorio se ne andrà e lascerà lo spazio a chi ha intenzione di fare la trasmissione. Mamma mia, ma che cazzo, non sa cosa dire. Vedete questa, io non voglio tornare sullo stesso discorso, però sta farina di grillo praticamente è come quando sniffi, no? Qualcosa, cioè ti fa andare proprio fuori di testa. C'è un odore nauseante in questo studio che veramente ti trovi in difficoltà. Ma che odore nauseante, non c'è nessun odore. Vabbè, comunque, per farli in breve, l'Espresso ha tirato sempre la solita cazzata del fascismo, bisogna stare allerta di qua, allerta di là, ed è successo che questa settimana è successo anche un caso particolare. Claudio Anastasio infatti si è dimesso. Chi è Claudio Anastasio? Claudio Anastasio è il manager scelto dalla Meloni per guidare la società per l'innovazione digitale di INPS, che aveva scritto ai membri del board copiando il discorso con cui nel 1925, pensate all'assurdità di questo deficiente, il Duce si assunse la responsabilità politica del delitto di Matteotti. Diciamo non proprio una cima, comunque. Cioè, questo qua ha scritto una lettera ai membri del board in cui praticamente copiava quello che Mussolini nel 1925 aveva scritto e ora? Per assumersi la responsabilità del delitto di Matteotti. Luca Scognamiglio ci leggerà. E adesso lasciamo la parola al buon Luca Scognamiglio. Permettetemi di dissociarmi da quello che sta per succedere. Ci leggerà la lettera, un attimo. Che ha giusto due paroline per raccontarci questa cosa. Innanzitutto voglio dire che manager di azienda pubblica mi vengono i brividi, però vai, leggi per mia vai allergia. Una parte della mail mandata al consiglio di amministrazione di questa pseudo società recita: ebbene, io dichiaro qui al cospetto di voi ed al cospetto di togliete quella cosa e al cospetto di tutto il governo italiano che assumo io solo, aperta parentesi, io solo, punto esclamativo, chiusa parentesi, la responsabilità di 3 politica, morale, storica, tutto tra parentesi. Ma comunque non so cosa dire, ma è imbarazzante. Ma come può uno sano di mente poter mettersi a scrivere una roba del genere? Com'è possibile? Ma non è normale. Infatti, come le altre due persone in questo studio, non è sano di mente. Basta tornare su quell'argomento, Vittorio, cambia registro. Un ascoltatore tra l'altro ci ha scritto buon appetito ragazzi, grazie. La ringraziamo per il dolce pensiero che ci ha mandato. Mamma mia. Vabbè, e quindi cosa dice questo
Se le frasi più o meno storpiate Anastasia. bastano per impiccare un uomo, fuori il palo e fuori la corda. Non ce la faccio più andare avanti. Non puoi essere così deficiente da poter scrivere una roba del genere. Ma com'è possibile? Tra l'altro si è giustificato dicendo no, pensavo di aver preso spunto da Gandhi o da... non sto scherzando, si è giustificato da Gandhi, non mi ricordo da quale personaggio. Comunque, cioè, un personaggio che non c'entra assolutamente nulla con la natura di questo discorso. Ma la cosa grave è che non è che ha preso spunto, ha copiato, si è messo lì e l'ha copiato, ha cambiato soltanto la dicitura azienda con, non so cosa diceva il discorso originale. Beh, probabilmente Assemblea, perché, vabbè, era al Parlamento. Probabilmente uno che va molto spesso alle commemorazioni di Sergio Ramelli con gli altri suoi Vabbè, ma amici poi- in vabbè, casa. ma cosa Sergio c'entra? Ramelli, Ma cosa dai! c'entra? Povero Dai, Cristo. su. Vabbè, dai, l'area politica era Sì, quella, dai, non ok, però nascondiamoci. vabbè, ma Ma cosa sono due c'entra? cose Sergio diverse. Ramelli è una vittima del terrorismo rosso, Del insomma. terrorismo rosso. Ma non sto negando il fatto che sia una Potevi fare vittima. il paragone con la marcia Predappio e ritrova Predappio, invece ha parlato di una cazzata. Cioè, Ma sì, dai, hai detto una cagata. ma l'area politica è quella, dai. Ma cosa vuol dire? Non nascondiamoci. Solidarietà a Sergio Ramelli e alla sua famiglia. E a tutta la sua area Ma politica. io condanno ovviamente il gesto di violenza di una persona contro l'altra. Sto solo dicendo che l'area politica era quella. Ma cosa vuol dire? Ma qual è Abbiamo il appena senso innescato logico? una crisi di governo. Signori, Qual è stasera il la senso Meloni logico? salirà dal Quirinale a rassegnare le dimissioni. Quello già con la sigla, non serviva questo. Qual è il senso logico? Non ha senso questo paragone. Appunto, Di come che la hai detto una lettera, stronzata e la chiudiamo qui. non lo dirò mai, Scogna, lo sai benissimo. È un po' sporco di farina di grillo. Infatti, cosa sei andato a fare, Vittorio, prima quando c'era la pausa? Ci devi dire qualcosa? Ma- Farina, ma non di grillo. Mamma mia, no. Ma Vamo, che parliamo che di puntata BDSM stasera, che e puntata. Bundesliga. Ora almeno un argomento serio Un trattiamolo, argomento dai. serio. Voi siete d'accordo sul fatto che i genitori mettano le foto dei figli anche piccoli sui social? Perché dico questo? Perché vi chiedo questo? Perché in Francia sta diventando ormai, è diventato un dibattito importante riguardo a questo tema. C'è stato un dibattito importante dove appunto si discute sul fatto di mettere di vietare, insomma, di pubblicare le foto dei figli minori d'età, quindi si fa riferimento soprattutto ai bambini, sui social. A me poi è venuto in mente l'esempio italiano, sono i Ferragnez, no, Chiara Ferragni, Fedez, che ogni 2x3 devono mettere una storia piuttosto che un post su Instagram o su Facebook, di Leone, quindi del figlio, della figlia. Insomma, è sfuggita un po' di mano e questa cosa anche, diciamo delle conseguenze, può avere delle conseguenze gravi, perché molte foto, che vengono pubblicate infatti dai genitori, vengono poi riprese magari in quei siti, pedopornografici, insomma la maggior parte di quelle foto che un genitore pubblica poi c'è un alto rischio che venga ripresa appunto in questi siti. E in Francia si sta appunto discutendo di eliminare, di censurare, quindi di non dare la possibilità di pubblicare queste foto da parte dei genitori. Tu, Vito, cosa ne pensi riguardo a Permetti questa una notizia? legge imbarazzante, oserei dire imbarazzante. Perché è imbarazzante? Gaz, ma che domande fai a uno che è a favore del commercio dei bambini? Cosa può mai risponderti? Ma come puoi pretendere che sia lo Stato a decidere se è la coscienza di un genitore, se fa le sue valutazioni e nella piena coscienza un genitore può decidere di mettere la foto dei figli sul suo profilo. Perché deve intervenire lo Stato? Però se ci sono i genitori senza coscienza non puoi parlare di coscienza del genitore, non pensi? Ma chi lo decide? Ma è abbastanza evidente, cioè io penso che pubblicare la foto di un figlio senza un minimo Tu di stai censura... dicendo solamente questo perché vuoi andare contro Fedez e Chiara Ferragni Vabbè, in ogni occasione. quello a prescindere. Però mi sembra che questa situazione sia un po' sfuggita di mano, cioè bisogna pubblicare anche quando imbocchi il bambino col cucchiaino, devi Ma è fare una per forza decisione il del video, genitore, il ma video sui social ma te cosa te ne acchiappare frega? qualche like. È una stupidata. È una stupidata, ma è diritto di sai genitore farlo. sai cosa c'è? Bisogna educare all'uso dei social. Cioè noi non possiamo... È diverso educare all'uso Fallo dei social. parlare un attimo. Madonna, Vito. Fallo parlare. Noi non possiamo pensare che sui social si possa fare di tutto e di più. Ci servono dei limiti, servono dei paletti, serve educare
all'uso dei social gli adulti, così come anche i ragazzi, perché altrimenti poi questi social diventano veramente il danno principale di questa società che si sta rincoglionendo. Ma tra educare all'uso dei social e volerlo imporre una legge, E ci com'è che passa un educhi, oceano. scusa, com'è che educhi se non Ma cosa iniziando a devi imporre certe educare? cose? Su questo sono d'accordo convinto. Si può educare anche senza imporre per legge. Si può fare educazione nelle scuole, E anche però in i genitori ormai televisione. sono già cresciuti, non vanno nelle scuole. No, però, insomma, Io si mi può ri- sempre diffondere una il maggiore riferimento, il consapevolezza. riferimento comunque a questa notizia dei genitori che pubblicano le foto dei figli su Facebook senza un minimo di censura, è lì che allora lo Stato deve intervenire. Poi, se tu mi dici i ragazzi che devono imparare a usare i social, sono d'accordo che ci deve essere un'educazione anche a scuola, nelle scuole, però insomma, Non è, No, scusami cosa vuol Gaz, dire ma non nelle è lo scuole? Stato che deve entrare certo, nella Ma famiglia. già no? la scuola è... Vabbè. Dobbiamo perdere tempo pure a educare la gente a stare sui social. a usarli nel modo corretto. Io sono convinto che bisogna fare questa qua sia l'unica strada Queste per cose sono salvare. però un po' di stampo sovietico, eh? Sono orgoglioso, sono orgoglioso, posso dirlo che sono orgoglioso. Sì, fai bene. Bravo. Mano. Beh, Io- in fondo la io teoria in del fondo- ferro di cavallo che si va a completare, in questo. Ne abbiamo una prova, signori, qui Ah, no, ragazzi, prova evidente. rientra sempre in quel contesto dell'educazione civica. Gli un po' estremisti che allargata, vanno a però- incontrarsi, Vero, gli estremi vero. che vanno a Estremista incontrarsi. da una parte, estremista dall'altra, alla fine si incontrano. Esatto, Ma estremista esatto. chi? Ma chi è estremista? Ma chi? Beh, estremisti di due colori diversi che magari uniti possono formare anche i colori di una nota società calcistica Ti ha milanese. appena dato del fascista lui. Non lo so, magari sta parlando Cioè, con te. capisci l'incoerenza dei liberali che prima dicono che il fascismo non esiste, di qua, io sono tutte cazzate, quelle dell'Espresso. E poi danno del E fascista poi alla quando non gente. sanno come replicare all'avversario, danno del fascista. Come il buon Vittorio Sgarbi al presidente della Camera Roberto Fico qualche anno fa. Ve lo ricordate? Si mette la mascherina e lei è un fascista. Volevo ricordare Salutiamo questo. il Vittorione salutiamo. che sicuramente ci segue dal Consiglio regionale della Lombardia. Esatto. Sicuramente è molto È interessato molto, al è Consiglio molto, regionale è della molto Lombardia, interessato. come A anche Vittorio proposito, Feltri. Sì, esatto. Che oggi non ha partecipato alla prima seduta. infatti però. stavo per dirlo perché hai detto che praticamente è un'idiozia, insomma, ha classificato come la seduta di oggi come una roba da poco conto e come un consiglio regionale che sostanzialmente per lui è inutile, però che ci vogliamo fare? Questi qua sono gli eletti. Più o meno ha Male fatto che- comunque così a Milano. Quindi Meno male che- non cambia la linea. Perché era malato, insomma, aveva un tumore, si era voluto. Non ha Sì, detto proprio quello, però va bene. vabbè. Diciamo Ha quella è detto- la giustificazione. aveva detto qualcos'altro che io ricordi. Non Però lo so. comunque sempre la mia stima e il mio affetto e anche il buon Esatto, Vittorio Feltri. Esatto. Assolutamente lo salutiamo, che anche lui ci segue da casa sicuramente. Come tutta la Ma redazione di Libero. soprattutto, però parlando sempre rimanendo in tema Regione Lombardia, la Lega meno male che è riuscita a riconfermare più o meno gli stessi assessori in giunta dell'altra volta, soprattutto con delle materie che non erano affatto, con delle competenze delle deleghe che non erano affatto scontate. Voi siete contenti di questa giunta, nuova giunta di Regione Lombardia? Silenzio. Sì, sì. Motiva la risposta. Motiva però, Sì, in Il realtà candidato però esprima sinceramente, un parere e motivi la sinceramente. risposta. sì, no, sono contento e niente. Sono contento perché ritengo che sia stato fatto un buon lavoro nella legislatura 2018-2023 e spero che con una giunta molto simile a quella della scorsa legislatura si possa continuare a fare l'ottimo lavoro che è stato fatto. Quando un interrogato non sa cosa dire, inizia a girare attorno. Sì. Non ci freghi. Ma Marco. rispondi tu, Scogna. Non ha fatto mai questa domanda, l'ha Io fatta voi. faccio il professore, no? Sì, ma rispondo alla domanda. Diciamo soprattutto con anche la conferma di Bertolaso e comunque ancora una garanzia soprattutto per la sanità lombarda, quindi dai, Sanità pubblica e privata. pubblica e Pubblica- soprattutto privata. pubblica e privata, e poi la stessa sanità che solito disco rotto del PD vuole smantellare, perché poi tra l'altro noi abbiamo assistito a degli attacchi da parte del PD sulla sanità lombarda. Oggi salta fuori la notizia che in Emilia Romagna
regione di modello del PD, di riferimento del PD, la sanità, grazie alla sanità, si è a rischio commissariamento, perché si rischia di fare un buco nel bilancio. Un buco di 400 milioni, leggevo. Un Una buco di cosa 400 folle. milioni. Ricordate ai vostri amici del PD ogni volta che attaccano la sanità lombarda e fa riferimento alla sanità dell'Emilia Romagna come punto sanità come modello, che in realtà anche in Emilia Romagna infatti- qualche problemino forse anche più grave ce l'ha. Permetti che Marco, cosa dicevano della sanità privata gli amici del PD? Che non doveva praticamente esistere. Che non ci sarebbe stata poi la possibilità per i più poveri di curarsi, o sbaglio? Esatto. Beh, ma è la stessa ma è la Sembra che solita stiamo facendo un duetto. ma è la solita propaganda della sinistra che loro che per Siete la bellissimi. sinistra no, ma Sì. semplicemente per Anche la il sinistra bacio finale poi. per favore. Date un limone, per favore. Per favore. Tanto oggi abbiamo visto di Per tutto e di più. favore. Grilli, Fatemi limoni. parlare! Allora, no, Madonna, mi fate anche perdere il filo. No, praticamente è la solita concezione della sinistra per cui certi settori, tipo la sanità e l'istruzione, debbano essere solamente in mano allo Stato, come se solo lo Stato fosse in grado e abbia il diritto di occuparsi di determinate materie. Esatto, ricordiamo che lo Stato meno tocca e Meno è. tocca e meglio è. Poi per Vero, carità è grazie. giusto aiutare chi ha di meno, i più poveri, ma se può evitare lo Stato di infiltrarsi dove non si dovrebbe infiltrare, ecco, sarebbe meglio, anche per evitare di buttare i soldi dei contribuenti come è solito a fare. Sì, Marco, però cerca di smetterla di le tue manie di protagonismo, di cercare sempre di prendere la scena, le Non luci so. della ribalta. Marco ha fatto un labiale, non abbiamo capito. Marco, dillo al microfono quello che hai appena detto. Parliamo di BDSM? Parliamo della notizia di punta che voleva dire Vittorio. Dai Vitto, visto che vuoi parlare, Ma non c'è prego. una canzone? E No, fra alla poco, fine. No, per alla questo fine. non... fra poco speriamo di mandarlo in onda, perché sta puntata è stata veramente tosta. Allora, Allora, ci siamo. allora, Ma non hai c'è quel- argomenti pronti? Stai calmo. Ma che conduttore sei? Ma smettila Vergogna. che è un mese e mezzo che non ti presenti. Guarda quello che arriva in ritardo, oltretutto, dopo un mese e mezzo. Ma perché Che era in ma- Qual è crociera, il problema? Luca? Esatto. Era in crociera di Arriva ritorno in ai ritardo e Caraibi. obbliga una giornalista seria, non come noi, a sostituirlo. Tant'è che si è dovuta mettere gli occhiali da sole per non farsi riconoscere. Esatto. Ci tengo a precisare questa cosa qua. Vabbè, Comunque, Vittorio Vitto, comunque non è ancora l'ho pronto, recuperata, tranquillo. Comunque, Vai Vitto, il Fatto sparacela Quotidiano tutto, sparacela tutto. ci propone un articolo che dice: E non è il Fatto Quotidiano. non è il Fatto Quotidiano, di questo ragazzo che si è Un dato po' a- stagionato, ma ancora sempre giovane. Lascialo finire. che lascialo finire. questo ragazzo che si è appassionato al mondo del BDSM ha deciso di intraprendere la carriera da master. Spiega ai nostri ascoltatori che cos'è. Master è semplicemente un dominatore nel ruolo della coppia tra nel BDSM, tra il Cos'è il dominatore. BDSM? Sono delle pratiche Vabbè, di... vai ma più avanti. perché chi ascolta vuole sapere queste cose, Ma ma che deve deve- essere informato. Ma sì, che riguardano soprattutto il mondo del bondage, del sadomaso, della Forse Vittorio non ha dominazione. capito che ci ascolta anche gente che magari ha anche una certa età e certi termini non li conosce. Ma no, spieghiamolo penso bene, che abbiamo capito. Fra quanto deve andare la canzone più o meno? alla fine della Indicativamente? puntata. 2 minuti. appunto, oh. Quindi perfettamente Benissimo, per benissimo. chiudere il cerchio e finire con E la quindi lui è notizia. cresciuto con i film No, di Boldi Guardandosi Sica. appunto ha raccontato al Fatto Quotidiano di aver scoperto questa passione Grazie ai film tramite di i Boldi film Sica. di Boldi e De Sica, nello specifico. Però al di là dei film di Boldi e Sica, se oggi dovessero fare gli stessi film più o meno che hanno fatto anni fa, probabilmente non potrebbero andare neanche in onda, cioè, Vero, perché vero. verrebbero censurati subito dopo 5 minuti Vero. di trasmissione, insomma, di film. E questo è un po', secondo me, Perché Gazzo much, oltretutto è devi un po' andare too fuori much. tema, cioè stavamo parlando No, di... ma cerco di renderlo un po' più serio. No, è vero, è Però- vero. L'aveva detto anche Christian De Sica, cioè i film
i grandi classici della Non si- commedia italiana Non si potrebbero più fare. non si è potrebbero più assurdo, fare è per assurdo. la follia del politicamente corretto. Addirittura per l'ultimo film di Christian De Sica che è uscito a dicembre, il film di Natale, gli sono venuti a rompere i coglioni perché ha detto che il vino dell'Abruzzo è una merda. Allora, precisando che il vino dell'Abruzzo è buonissimo e questo lo sanno tutti. Ma era chiaramente una battuta. Ma era Anche una se fosse battuta. una merda. Ma anche se chi fosse se una ne Ma era merda. chiaramente Ma- una Ma chi battuta. se ne frega? Ma se adesso nel 2023 gli vanno a rompere i coglioni se fa una battuta sul vino dell'Abruzzo, figurati se avesse usato certe parole tipo la N-word e la F-word. per fare dei C'è esempi. stato qualche telecronista che tempo fa Ah, aveva usato- ma per sbaglio, Sei già sbaglio. beccato una denuncia per questo. No, aveva chiamato, io lo dico perché siamo a Per la Radio terza Libertà per la volta. terza volta, aveva chiamato il calciatore negro. È una scusa per sfogarti. questo. No, aveva chiamato il calciatore negro Al posto anziché di- al posto di insomma, un Greco. altro cognome greco, ma perché poi c'era probabilmente un altro giocatore da qualche parte in panchino in campo, non si ricorda bene, che si chiamava Negro, lui aveva confuso i nomi e No, non si chiamava Nick. aveva, Com'è che si è confuso? aveva confuso i nomi. Questo qua era un po' C'era bron- una ragione No. cromatica per Sì, il quale c'era anche una ragione cromatica, però conosco non c'entra nulla. l'episodio. E guai, cioè, gli hanno distrutto la carriera veramente. E comunque si può chiudere il tutto dicendo che loro potevano tranquillamente ribattere a quella battuta di De Sica con un'altra battuta, cioè il vino abruzzese fa schifo tanto quanto i film che fate ogni anno. Ma smettiamo. Hai appena bestemmiato. Però hai ragione. A mercoledì prossimo, buona serata. Buona serata, viva i Forse. piedi. Avete ascoltato